Benissimo, ben ritrovati a Teleradio Pace Sport, come ogni lunedì alle ore 21 circa. Siamo in diretta su canale 12, un saluto a tutta la Liguria perché ci stanno vedendo in tutta la Liguria e poi anche sui canali, su internet per quanto riguarda chi magari si trova anche distante. Ciao Luca. Buonasera. Avremo da parlare del derby? Parecchio, sì. Assolutamente. Molto parecchio, sì. Oltre al derby poi ci sono anche altre belle notizie. Bene, ciao Giacomo. Buonasera a tutti. Bene, questa sera salutiamo anche Gloria che non c'è, ma ti vedremo in collegamento la prossima settimana. Sì, sta diventando una brutta abitudine. Una brutta abitudine. Prima però di parlare di sport questa sera vorrei salutare due persone sportive che ci hanno lasciati in questi giorni, in questa settimana. Uno è Roberto Coppo, che è vicepresidente del CSI e che è una persona sportiva, l'abbiamo intervistato diverse volte, l'abbiamo trovato sempre con la maglietta del CSI vicino al presidente Cristiano Simonetti. Lo vogliamo salutare insieme a tutta la nostra famiglia e redazione sportiva, lui e tutti i suoi cari della famiglia. Facciamo un bel applauso a Roberto. Un altro sportivo, un ex giocatore, Virginio Sandrini, che tanti anni fa era centravanti del villaggio del ragazzo denominato CAP, ha fatto tantissimi gol al villaggio, poi ha fatto anche l'allenatore, è stato dalle nostre parti, lo vediamo, ecco, era proprio qua 2 anni fa con la maglietta rossa, ecco lo vediamo, questa è una foto che abbiamo trovato nella nostra puntata di circa 2 anni fa. Lo salutiamo, ha fatto tante belle partite al calcio, ha allenato tanti bambini e salutiamo tutti i suoi amici, tutto il villaggio sport calcio e tutta la sua famiglia naturalmente. Bene, allora nel ricordo di queste due figure direi andiamo a presentare, abbiamo però qualche notizia, una settimana di sport, di tennis ne parleremo ben diffusamente. Invece sul calcio, Giacomo? Calcio bisogna parlarne anche perché è una di quelle settimane in cui più o meno è andata bene a tutti perché o hanno pareggiato o hanno vinto le Liguri e partiamo proprio come vedo alle spalle dalla Sampdoria che ha pareggiato 1-1 a Palermo. Sempre per quanto riguarda la Serie B, lo Spezia ha vinto molto bene, ha vinto per 3-0 in casa contro il Sud Tirol e quindi è momentaneamente seconda a pari punti con il Pisa della classifica e tornando invece alla Serie A, il Genoa ha pareggiato 2-2 col Cagliari, comunque dopo anche il cambio di allenatore era importante comunque riuscire a fare punti. In Serie C l'Entella ha vinto benissimo al Comunale 3-0 contro il Campobasso e anche in questo caso siamo nelle zone alte della classifica del girone B di Serie C e il Sesti Levante invece ha pareggiato 2-2 in casa del Milan Futuro. Per quanto riguarda la Serie D... Sul Serie C avremo 2 telefonate di 2 protagonisti sia del Sesti Levante che dalla Virtus Entella. Esatto, che ci racconteranno meglio come sono state le partite, quali sono i momenti delle due squadre. E infine in Serie D la Lavagnese ha vinto 1-0 in casa del Fossano, comunque è riuscita a tornare alla vittoria, comunque rimane sempre in posizione alta di classifica. Quindi una grande vittoria in trasferta. Sì. Bene, allora prendiamo posizione e andiamo a presentare gli ospiti, parleremo di un'attività che è molto praticata dalle nostre parti, ma direi da tutte le parti. Allora, qua, prima di tutto, Giannetto Bonicelli, che è dirigente Unione Sportiva Acri, della provincia di Chiavari. Ciao Giannetto, grazie per essere qua, rappresenta il mondo delle Acri, capirete perché la società che è qua presente appartiene comunque al gruppo Acri. Un bel applauso a Giannetto. Poi parleremo di grande tennis con Vittorio Manzone, che è istruttore Tennis Club Santa Margherita Ligure. Buonasera. E poi abbiamo la società Momas Dance Academy, Chiavari e Sesti Levante, qua rappresentata da Maria Rinaldi, vicepresidente, Carlotta Scola, insegnante Momas Dance Academy Chiavari, poi un pochino più dalle parti di Sesti Levante, ma sono insegnanti e come collaboratori di un tutt'uno tra Manuela Marchetti e Francesca 40, precisamente presidente e insegnante.
Allora, qua il tifo questa sera non vi manca, l'introduzione è stata perfetta. Vediamo invece sugli spalti cosa abbiamo. Rappresentanza di ragazze di varietà della Momas Dance Academy, e poi invece di qua abbiamo il Tennis Club Santa Margherita Ligure con alcune ragazze e ragazzi che appunto sono venuti da Santa per il Tennis Club. Allora, facciamo un giro tanto così per conoscerci. Inizierei, vabbè, qua insomma, questa sera non potete dire che non c'è la rappresentanza femminile, Mara, ci siamo sentiti diverse volte, vuoi fare il riassunto te questa sera di chi c'è qua come rappresentante? Sì, stasera abbiamo un po' di ragazze che frequentano, diciamo, un po' varie tipologie di danza. Vedo l'hip hop, vedo il contemporaneo, un po' di moderno, un po' di... dai, c'è un po' di tutto, c'è un mix. Ci sarà un supporto delle immagini, perciò ci renderemo anche conto della vostra attività. Vi abbiamo mandato appunto un po' di documentazione visiva da farvi vedere un po' che cos'è il nostro mondo. In realtà la danza, capisco che quando si parla di sport, la danza è un'arte, quindi capisco che potrebbe esserci forse uno scontro. Invece vorrei salutare Giannetto che è qua per l'US Acli, Unione Sportiva Acli. Insomma è un po' un movimento, un gruppo di persone che in questi anni si sono sempre interessati di sport alle Acli. Sì, buonasera a tutti. Sì, come diceva Roberto, l'Unione Sportiva Acli è un ente di promozione sportiva a livello nazionale. Noi qui a Chiavari siamo riusciti, grazie a un discreto numero di società affiliate, ad avere l'autonomia rispetto alla provincia di Genova. Quindi dal 1985 abbiamo la sede provinciale a Chiavari e le nostre società affiliate svolgono attività nel Tigullio e nell'immediato entroterra. Ecco, ritorniamo, palleggiamo come al solito questa sera dal tennis alla pallanuoto alla danza. Andiamo a conoscere un pochino così a caso Manuela Marchetti da Sessi Levante, presidente. Sì, buonasera a tutti. Sì, sono presidente, che è un parolone, ma mi piace più dire che sono insegnante, perché comunque lo sono anche, della scuola Momas Dance Academy 2 di Sestri. Ma non mi piace fare differenza tra Sestri e Chiavari, perché poi comunque siamo un'unica scuola e collaboriamo e siamo uniti in tante cose a livello di esibizione, di saggi, di gare, e quindi è proprio una bella scuola, una bella unione che sicuramente è cresciuta in tutti questi anni. Sestri è nata un pochettino dopo rispetto alla sede di Chiavari, però devo dire che insomma siamo molto orgogliosi delle nostre scuole e dei nostri ragazzi, e vediamo in loro la passione, che è la cosa poi che ci fa essere proprio felici del nostro lavoro. Ecco, Carlotta, abbiamo già capito che c'è una bella vivacità tra i ragazzi e le ragazze. Sì, siamo estremamente fortunati perché abbiamo delle ragazze che fortunatamente vengono in Momas sia a Sestri sia a Chiavari con estrema passione, e quindi io in tutti i modi cerco di passare la mia passione per la danza, che è un'arte meravigliosa, alle mie ragazze. E io sono insegnante di danza contemporanea e ho i corsi sia dei piccini, che qua abbiamo una bimba in rappresentanza, fino ad andare alle ragazze che ormai non sono più bimbe, però io le ho prese quando erano bimbe. E insomma è una bellissima realtà. Mi collego a quello che ha detto Manuela, è veramente una bella scuola, nel senso che c'è un'unione molto forte e si vede dalle nostre ragazze. Intanto vediamo dalla regia, avete mandato qualche foto. Francesca, vuoi raccontarci un po' queste foto che vediamo? Sì, questa foto che vediamo prendo l'occasione perché la prima era di una coreografia di Monica, che è un'insegnante che adesso si è trasferita, ma che è stata un pilastro della Momas e che ci manca.
molto. Abbiamo mandato un po' di foto di uno dei nostri saggi, credo che fosse quello dello scorso anno, di 2 anni fa, donne, fortemente voluto da noi donne della MOMAS. Abbiamo raccontato proprio in un momento in cui accadevano tutta una serie di fatti brutti, abbiamo voluto raccontare a nostro modo queste sensazioni, queste elaborazioni, no? Ecco, un po' come dire, un racconto anche un po' triste, ma noi siamo riusciti a farlo diventare una cosa piacevole da vedere, è stato molto bello. Ecco, già con Andrea a conoscere questa sera abbiamo diverse che fanno danza da noi. Sì, abbiamo presenti. tantissime ragazze. Partirei da Ginevra Muta. Ci racconti quali corsi, quali tipi di danza fai? Ecco, c'è una bella risata che ti possiamo fare un bel applauso. Eccoli. Dai, coraggio. Allora, io pratico hip hop, acrobatica contemporanea e classica e lo faccio ormai da tanto tempo. Benissimo, e Vittoria Brigno le chiedo da quanto tempo hai iniziato, come mai hai iniziato a fare danza? Allora, è da 4 anni che pratico danza classica e poi faccio hip hop e contemporaneo e formazione gare di hip hop. La faccio perché mi rende felice e mi fa sentire importante. Mara, per capire la danza, le due grosse, non so, le differenze, che settore avete, tanto per dire? Ma non possiamo definire differenze, cioè logicamente la base è il classico, ok? Quindi la base per tutti questi ragazzi deve essere la danza classica. Poi da lì logicamente vale proprio la predisposizione della persona, per cui a un certo punto si sceglie se continuare con la classica, lavorare sulla moderna, magari moderna e contemporanea insieme, l'hip hop, quindi, perché poi c'è anche una parte maschile, c'è la break dance che qua stasera purtroppo non sono potuti venire. Quindi voglio dire, è proprio un'evoluzione. All'interno c'è da dire una cosa importante: queste sono ragazze, grazie alle nostre maestre comunque, e soprattutto grazie a loro, che stanno studiando non finalizzando lo studio ad una gara, ma stanno studiando proprio finalizzando il loro allenamento costante un po' in tutti questi campi, per diventare poi delle ballerine veramente finite. Quindi anche quando andranno, e qualcuna di loro l'ha già provato, quando andranno a fare degli stage fuori, vedranno proprio nella realtà dei fatti lo studio che stanno facendo i MOMAS, quello che è il lavoro che stanno facendo le nostre insegnanti poi. Bene, allora ci colleghiamo un pochino. Voi col tennis avete seguito? Certo. Assolutamente. Beh, mio marito è un tennista bravo, quindi sono sul pezzo col tennis. Ma dove gioca? Lui giocava a Genova. A Genova? Sì. E allora, insomma, lo Magari consigliamo al tennis sì. Sander. Raccontiamo un pochino queste giornate di tennis. Intanto abbiamo anche qualche foto che abbiamo inserito sia per la parte femminile che maschile. Siamo stati tantissimi anni a non vincere la Coppa Davis, adesso 2 di seguito, quasi sembra più senza notizia. Ora è il momento giusto per l'Italia e è nato un bel progetto grazie alla Federazione Italiana un po' di anni fa e ora si vedono i risultati. E siamo dei buonissimi risultati grazie a tutto il progetto, a tutto il movimento, e quello è solamente la punta dell'iceberg, perché poi non convocati c'erano altri giocatori molto forti che non sono riusciti ad andare perché i posti sono limitati. Lì erano in 5, i 5 al momento migliori, ma sotto ce ne sono molti altri, quindi è un movimento molto ampio quello del tennis italiano al momento. Ecco, ma questo Sinner cos'ha così di speciale? Secondo te come fa a vincere così sempre? È il più forte al momento, vince sempre, tira più forte degli altri, è più concentrato degli altri,
e al momento sembra imbattibile e i risultati lo dimostrano. Ma tra di voi tennisti, che cosa dite? Cioè, avrà un colpo più forte di un altro o una caratteristica più vincente? Beh, lui il servizio è molto forte, ma il dritto altrettanto, è forte anche il rovescio, non ha un punto debole, infatti tutti i giocatori non riescono a trovargli i punti deboli, perché il momento è proprio un muro. E Forse quindi, anche a livello così anche a livello mentale, a livello mentale è molto forte, è un ragazzo, infatti per essere così giovane è molto più avanti di tanti altri esperti del circuito e provano proprio fatica a batterlo. Allora, sospendiamo un attimo ma ritorniamo sul tennis, poi abbiamo conquistato la Carlotta col tennis e anche non solo con la danza. Allora inizierei un pochino la parentesi calcio perché non abbiamo ospiti questa sera ma l'abbiamo al telefono e partirei dal servizio sia del Sestri Levante che della Virtus Entella. Una giornata davvero positiva. Sì, abbiamo fatto una grandissima partita secondo me, sotto l'aspetto della qualità, della quantità e dell'intensità, perché dopo che arrivi da una vittoria come quella di domenica scorsa, il rischio più grosso è quello magari di sederti, ma questa squadra ha dimostrato oggi che è sul pezzo, che ha voglia di fare. Sono stati bravissimi quelli che sono partiti e altrettanto bravissimi quelli che sono entrati, perché hanno dato la possibilità di chiudere la partita, e questo è un qualcosa che l'allenatore deve sfruttare quando ha la possibilità di sfruttarle, come in questo caso, quindi sono contento. Una vittoria che ha incisa la tua firma. Prima di parlare del gol parliamo della tua prestazione davvero totale, hai fatto un primo tempo in cui veramente eri su ogni pallone, questo è stato il miglior di Noia della stagione? Sicuramente adesso anche la condizione fisica aiuta, sto ritrovando fiducia anche in me stesso, quindi sono contento più per la prestazione che per il gol. Però il gol è arrivato ed è il tuo primo in maglia biancoceleste con una dedica speciale. Sì, è il mio primo in maglia biancoceleste, sono contentissimo perché è il primo gol che faccio davanti ai miei figli allo stadio, quindi sono contentissimo, anche perché poi ha portato i 3 punti. Di sicuro questa partita non abbiamo mollato niente, non è partita proprio bene, però secondo me siamo una squadra con tanto spirito, tanta unione tra di noi, e anche se siamo sotto di gol sicuramente riusciamo sempre a rispondere in maniera giusta e non molliamo niente, continuiamo a lottare e sicuramente faremo molti altri punti. Diciamo una partita dopo l'altra e prendi anche più consapevolezza in te stesso e sicuramente riesci a far molto meglio. Sì che dall'altra parte c'erano ragazzi molto giovani, però anche con giocatori di molta esperienza che accanto a te come Valentini, Giorno o Raggio ti danno una grandissima mano e sicuramente dai sempre di più per te e per tutta la squadra. Allora, in attesa dei collegamenti, chiederai una battuta sul calcio Gianetto, non so se lo trovo preparato, no assolutamente, ma queste le vicende del nostro comprensorio, Lavagna, Chiavari, Sestri, non ti interessi a... No, mi interesso come spettatore, ecco, però il compito... dei commenti, ma come spettatore cosa come ti piace? Io sono di Lavagna, quindi Tifi Lavagna. Tifo lavagnese, quest'anno andiamo abbastanza bene e quindi sono contento. Ecco. Una bella vittoria in trasferta. Allora, mi dicono che abbiamo il giocatore Nicolas Parravicini, attaccante del Sestri Levante. Ciao, buonasera. Buonasera. Ecco. Allora, grazie Nicola, so che sei in trasferimento, stai arrivando a Sestri, giusto, in treno? Sì. Ti sentiamo bene, eh? Allora, racconta un po' la partita di ieri col Milan Futuro. Ecco. No, ci siamo. Mi senti? Sì, vai. Dicevo, c'è un po' di macchina. Non riusciamo. Vabbè, facciamo così, stacchiamo, poi la
la rimettiamo in campo. Ci stacchiamo un attimo, non dovrebbe essere, siamo rimasti d'accordo che... Luca, invece tu, un commento su Chiavari e Sestri Levante? Sembra che insomma l'Entella stia giocando un ottimo campionato, è nelle prime 3 squadre, quindi senz'altro l'Entella sta facendo molto bene. Il Sestri sta facendo il suo, ecco, nel senso se è una squadra di giovani, una squadra comunque che lotta e quindi lotterà probabilmente per la promozione, ecco, come l'anno scorso, scusate, per la salvezza come l'anno scorso. E quest'anno l'Entella, anche l'anno scorso l'Entella era partita con ambizioni di alta classifica, poi durante il campionato questo non è avvenuto e invece quest'anno sono partiti col piede giusto, quindi sta mantenendo un ottimo ruolino di marcia. Ecco, ha vinto la settimana scorsa fuori contro la Torres, mi sembra, e ieri contro, insomma, è una squadra che effettivamente sta meritando di essere nelle zone alte della classifica. E Sestri invece, come dicevo, sta facendo il suo, lotta, e sono convinto che continuando con questo suo modo di giocare poi riuscirà comunque a salvarsi, ecco. Invece dalle parti del Sestri Levante calcio voi seguite? Proprio niente? Forza Io Sestri. poco, però Forza Sestri. Manuela, cosa diciamo del Sestri? Qua il tifo è anche nella danza. Beh sì, per me è tutto sport, è tutta arte, quindi poi vabbè, forse anche un po' di tradizione familiare. Mio zio giocava, era uno storico giocatore del Sestri. Vogliamo e quindi citare chi era suo zio? Mario Castagnola, Iaio, il giocatore Iaio, e quindi insomma ovviamente il Sestri ce l'ho un po' nel cuore. C'è una grande passione, no? E un pochettino sì, nella mia famiglia c'è stata, sì, assolutamente. Ecco, proviamo nuovamente con Nicola se riusciamo, Pronto? Pronto? Peccato. E niente, si vede che abbiamo proprio beccato il treno nelle gallerie. Eppure proviamo, stacchiamo di nuovo, semmai sentiamo chi dobbiamo sentire dopo e poi ci ricolleghiamo, semmai. Insomma che anche dalla danza un po' di calcio si parla. Beh sì, comunque, vabbè, io sono anche insegnante a scuola di scienze motorie e sportive, quindi diciamo che per me è un po' tutto lo sport. Poi sicuramente la danza è più arte, però comunque far parte di una squadra, e quindi anche la nostra scuola è una squadra, no? Mi viene da pensare, e quindi insomma il team di insegnanti, i nostri allievi, è sport, è comunque unione, e quindi unione del Sestri, unione della MOMAS. Giusto? Insomma, tra insegnanti c'è squadra? Assolutamente sì, se no non ci sarebbe, secondo me, crescita e condivisione, e invece c'è assolutamente unione. Sì, sì. Siamo stati anche fortunati, non so, sicuramente abbiamo anche molto da sempre, per entrambe le scuole, un po' puntualizzato e sottolineato la qualità, proprio per trasmetterla ai nostri allievi, e quindi insomma il nostro team di insegnanti, devo dire che siamo molto orgogliosi anche di loro, anzi soprattutto di loro. Facciamo un applauso agli insegnanti. Andrei, Giacomo, a sentire le ragazze del tennis, a vedere un po' cosa dicono di Santa Margherita Ligure, come vivono questi momenti per loro. Tra l'altro sono 2 campionesse, no? Sì, io in realtà partiamo allora dalle ragazze. Abbiamo Ludovica De Matteis e Benedetta Amigo. Intanto mi spiegate prima che avete fatto una competizione a squadre qualche mese fa, tanto com'è andata, dov'era, di cosa si trattava? Allora, abbiamo fatto le qualificazioni a Brescia, dove abbiamo giocato contro il Lecco e abbiamo vinto il doppio decisivo. E poi ci siamo qualificati per andare a Milano, dove abbiamo giocato la prima partita contro una squadra di Napoli
e abbiamo vinto sempre il doppio decisivo dopo 2 singoli molto lottati, che abbiamo uno vinto e uno perso al terzo entrambi. E poi abbiamo giocato contro il Casale Monferrato, dove abbiamo vinto 2 singoli a 0, quindi non è servito il doppio. E invece la finale, dopo 2 singoli lottati, siamo andati al doppio decisivo, che abbiamo perso, anche quello molto lottato, dopo aver avuto 2 set point nel primo set. Però ci siamo fatti recuperare e il secondo abbiamo perso 6-4. Ecco, Benedetta, il tennis è uno sport individuale, però in queste competizioni a squadre c'è anche una dimensione di squadra, ci si riesce a incoraggiare, a fare forza? Ma non lo so, cioè, no. Diciamo che si è comunque poi soli in campo con la racchetta in mano. Sì, però nel senso... È uno sport molto duro mentalmente il tennis. Sì, molto. Qual è la cosa più difficile secondo te quando sei in campo comunque? Di tenere... ma... Benissimo, comunque diciamo che il fatto di non saperlo spiegare spiega anche il momento di tensione, comunque la difficoltà che poi si ha in campo. Comunque. E Vittorio, voi i numeri vostri del tennis, come giovani, tutti i corsi? Quest'anno abbiamo più o meno 110 iscritti nella nostra sede di Santa Margherita e una trentina, quarantina di iscritti nel campo che abbiamo in gestione a Zoagli, sempre come tennis. E di questi partono dai 4-5 anni e arrivano ai 20-25, quindi anche abbiamo un grande numero di diversificazione di bambini e allievi. In questi ragazzi siano compresi sia agonisti ma anche ragazzi che giocano per fare un po' di sport, per muoversi un po' e divertirsi. E tra l'altro poi hanno anche come riferimento la Serie A che sono I nostri agonisti puntano a giocare nelle squadre di punta che abbiamo. Abbiamo come maschile abbiamo la Serie A1 in cui ci stiamo giocando lo scudetto quest'anno, ora siamo alle semifinali nazionali, mentre come femminile abbiamo la B1 femminile che quest'anno è stata promossa dalla B2 e tutti i nostri agonisti puntano a giocare in queste squadre, quindi vengono spronati anche molto da questa ambizione. E quei campi che sono in questo circolo? Noi abbiamo 4 campi in erba sintetica e 1 nel circolo di Zoagli. Nel nostro circolo della Santa Margherita abbiamo anche 3 campi di paddle. Il paddle insomma, ha preso campo. Il paddle è esploso, post pandemia c'è stata una grandissima esplosione di questo sport, anche perché insieme al tennis erano dei pochi sport praticabili e adesso se ne parla un pochino meno grazie ai risultati che il tennis sta ottenendo, però comunque è in evoluzione e il numero di tesserati alla federazione è sempre in aumento, quindi c'è un grandissimo movimento anche intorno al paddle attualmente. Ecco, ritornerei con l'Unione Sportiva Acli, Gianetto, perché andiamo qualche anno indietro e dobbiamo ricordare un amico, no? Sia tuo, mio e di tante persone, che proprio in queste settimane ci ha lasciato, che è Antonio Dall'Orso, e vediamo anche qualche foto. Vuoi raccontarci un po' questa amicizia e questa partenza insieme tu e lui dell'Unione Sportiva Acli? Sì. Con Antonio attorno metà degli anni 60 eravamo un gruppo di amici della parrocchia di Santo Stefano a Lavagna e siccome i nostri amici erano nell'Acli antoniano di Sestri Levante, anche noi a Lavagna decidemmo di costituirci come società sportiva e ci affiliamo alle Acli, che era un ente, come ho già accennato, un ente di promozione sportiva a livello nazionale. E siccome Antonio era un vulcano di idee, attivissimo sempre, dappertutto... Intanto, scusami, lo vediamo in queste foto. Ecco, queste sono foto dei primi anni di Lavagna e della squadra femminile dell'Acli Lavagna, saranno attorno agli anni 70, penso.
E poi, sempre assieme a Antonio, riuscimmo a coinvolgere altre realtà delle ACLI del territorio, tanto che quello con la barba sono io, quello con la barba ecco, sì, è un po' più bianca, anche qualche cappello in più aveva allora ancora in testa. E così riuscimmo a coinvolgere altre realtà del territorio e nel 1985, se non sbaglio, riuscimmo ad avere l'indipendenza, l'autonomia rispetto alla sede provinciale di Genova, così che nacque nel 1985 la sede provinciale di Chiavari con una ventina di società affiliate e un migliaio di iscritti. Attualmente alla sede provinciale di Chiavari sono affiliate una ventina di società per circa 2000 tesserati. Lo scopo principale dell'Unione Sportiva ACLI e delle nostre società è quello di promuovere lo sport, non in particolare a livello agonistico, ma soprattutto lo sport inteso come sano impiego del tempo libero, come salute e come crescita in generale delle persone, e soprattutto uno sport aperto a tutti, dai più giovani ma anche agli anziani, perché sappiamo quanto una pratica sportiva possa contribuire a un benessere fisico. Facciamo un applauso ad Antonio. Ed era già iscritto, giusto Giannetto, all'US ACLI. Quindi quando abbiamo deciso, vabbè non vi sto a raccontare la storia di come è nata la MOMAS, comunque quando abbiamo deciso di aprire questa benedetta MOMAS siamo andati da Giannetto e lì abbiamo iniziato l'esperienza con US ACLI. Io devo dire, faccio un elogio all'US ACLI perché c'è una continua formazione che io apprezzo moltissimo, perché purtroppo negli ultimi anni ci sono state una serie di evoluzioni nel nostro settore e l'US ACLI devo dire che è sempre presente e ci dà una mano in maniera importante. Ecco. Bene, allora mi dicono dalla regia, mi dispiace tantissimo, non riusciamo a fare i collegamenti telefonici, rimandiamo di una settimana, speriamo che questo porti tutto bene, che magari ci siano di nuovo un altro risultato positivo, parlo del Sestri Levante e della Virtus Entella. Bene, Luca, andrei ancora un pochino a parlare del derby. Allora, andiamo a parlare un po' di pallanuoto, poi torniamo sul derby, perché c'è stata comunque una vittoria importante nella A1 femminile. Il Rapallo Pallanuoto ha vinto contro l'Orizzonte Catania, la prima in classifica, quindi con questa vittoria ha accorciato la classifica tra le prime 4 squadre e quindi, ecco, vedete alcune immagini, quindi diciamo che una vittoria fondamentale nel cammino del Rapallo per lo scudetto. Per quanto riguarda il derby, come abbiamo già detto, è stata una bella partita, giocata bene da entrambe le squadre. Il Chiavari ovviamente c'è stato un momento anche che è andato in svantaggio nel secondo tempo, però poi è riuscito nel terzo e quarto tempo prima a pareggiare, poi a sopravanzare il Lavagna. Chiavari ha dimostrato tutta la propria forza, infatti uno dei migliori in vasca è stato il portiere del Lavagna Gabutti, che ha parato 2 rigori, ha fatto anche tante altre parate, quindi veramente il Chiavari ha dimostrato tutta la propria forza. Il Lavagna ha cercato di tenere botta,
ce l'ha fatta, e soprattutto Lavagna è stato bravo nello sfruttare tutte le occasioni che capitavano. Ecco, quindi è riuscito a sfruttare tutte le occasioni e quindi a tenere in bilico la partita fino proprio agli ultimi minuti, quando invece poi un gol di Lanzoni e un gol di Fraccas, quindi due dei giocatori più esperti del Chiavari, giocatori che potrebbero giocare nelle squadre di A1, nelle prime 4 squadre di A1 tranquillamente, e poi hanno siglato i 2 gol che poi hanno portato alla vittoria al Chiavari. Quindi comunque Chiavari dimostra appunto la propria forza, e quindi sarà destinato a un campionato di vertice senz'altro, e Lavagna invece, squadra molto rinnovata, di giovani, lotterà in tutte le partite, e però senz'altro ci si può aspettare un buon campionato, ecco. Rapallo, come ho detto, aveva perso 2 scontri diretti contro il plebiscito Padova e la SIS Roma, e invece con questa vittoria sull'Orizzonte Catania si riporta a ridosso delle prime in classifica, e quindi insomma è un campionato che è un Rapallo che è in crescendo, cioè vedendo un po' i risultati, la squadra è un Rapallo che sta crescendo molto, e quindi senz'altro adesso che entriamo proprio nel vivo del campionato, senz'altro saprà dire la sua, ecco, per andare poi entrare poi nelle prime 4, per poi andare a lottare nella Final Four per lo scudetto, ecco. Allora, stacchiamo un attimino con la pallanuoto. Volevo chiedere a Francesca, 40 insegnante, come si diventa insegnanti? Io ho iniziato molto giovane, non ero qua in Liguria, ero a Milano, e mi sono formata in accademia, ho studiato tantissimo, come stanno studiando loro adesso, e poi ho avuto una grande fortuna perché ho potuto iniziare a insegnare in una scuola grossa di Milano, dove mi hanno fatto una formazione intensa da insegnante. Poi si impara sul campo, un po' alla volta, e si migliora, si capisce e si passa la propria passione agli allievi, e la soddisfazione più grande è proprio quella di vedere la propria passione arrivare agli allievi che vanno avanti con la loro passione. Ma bisogna essere stati proprio atleti per insegnare bene, meglio, oppure no? Beh, decisamente sì. Decisamente sì. Nella danza assolutamente devi aver praticato, e aver praticato anche parecchio. Non ci si improvvisa, assolutamente. La Presidente cosa dice? Sì, assolutamente vero, ma pensiamo questo, cioè non è solo probabilmente la nostra esperienza, in generale chi insegna è un ex ballerino, che questo non vuol dire che un ballerino poi sappia insegnare, giustamente esatto. Come diceva Francesca, il ballerino con l'esperienza da ballerino poi si forma e continua a formarsi, nel senso che i corsi d'aggiornamento, gli stage, cioè le cose si continuano a fare proprio per continuare a dare anche ai nostri allievi qualcosa sempre anche un po' di innovativo, perché magari poi si rimane negli anni, no? Con una certa formazione, che invece anche nella danza c'è stata proprio una grande evoluzione, quindi è importante che anche gli insegnanti non sono mai arrivati, mai. Vero. Quindi assolutamente ex ballerini, ma poi bisogna studiare, sempre allievi. Sempre. Carlotta, bisogna sempre studiare. Bisogna sempre studiare, esattamente. Beh, le nostre ragazze studiano davvero tanto, anche perché studiano in media dalle 10 alle 12 ore a settimana, sono tutte agoniste, nel senso che studiano dal classico al modern, all'hip hop, al contemporaneo. Francesca 40 ha introdotto qualche anno fa la compagnia sia di tutte le agoniste, e ci alleniamo tutti i sabati. Dall'altra parte la nostra presidente Manuela con il suo gruppo formidabile di pop hanno anche loro un gruppo gare dove si allenano davvero con tanto entusiasmo e passione, quindi complimenti a voi. Ho una curiosità che senz'altro le maestre potranno soddisfare.
come si riesce a coniugare la danza classica con le altre, con l'hip hop, con le danze più moderne? La danza classica è la base di tutte le discipline di danza, quindi ogni passo nasce dalla danza classica, quindi le bambine piccole infatti iniziano il percorso con il gioco danza o comunque i primi corsi di danza classica e poi pian piano crescendo iniziano con tutte le altre discipline. E comunque dà un instradamento anche molto, a volte molto rigido, però che serve. Grazie. Allora abbiamo Giacomo vicino, credo, una mamma ma anche un atleta. Una ballerina. Andiamo un po' a conoscere. Allora, qui siamo con Benedetta, che è la madre di Rebecca. Ok, e diciamo, oltre ad accompagnare tua figlia, a seguire tua figlia in questo sport, sei anche praticante, praticavi già prima, giusto? Sì, io ho cominciato a ballare con Manuela Marchetti da tanti anni. Quanti anni sono, Manu? Tanti, sono più di 25 anni saranno che balliamo insieme. E, la danza è una passione, poi fa parte della tua vita. E, così devo averla passata a mia figlia, che lei balla da quando ha 3 anni. Questo gruppo meraviglioso, sono cresciute insieme e si vedono anche molto spesso, loro hanno un gruppo gara, praticano quasi tutti i giorni, è un impegno, ma un impegno sano che le aiuta anche a distogliersi da altre cose, diciamo, telefoni sempre in mano invece. Condividi una passione con tua figlia così? Si discute? È una cosa solo positiva? Come... No. Non si discute, è bello, anzi il suo primo saggio, lei ha ballato la prima volta in teatro che purtroppo era chiuso, il Cantero a Chiavari, che aveva 3 anni, e abbiamo ballato anche noi il nostro saggio, quindi ero con le lacrime dietro le quinte che guardavo lei. E no, è bello poterlo condividere. Bene. Allora, poi ci prepariamo anche per un papà, perché dobbiamo bilanciare, ma credo che riusciamo. Allora, vediamo se ancora con Vittorio, che cosa è il futuro del tennis a Santa? I prossimi impegni? Noi questo venerdì saremo impegnati con l'andata alla semifinale della Serie A1 a Crema, contro una squadra molto forte con giocatori di spessore internazionale, e domenica abbiamo il ritorno invece da noi a Santa Margherita. Ci giochiamo la finale scudetto in questa andata molto impegnativa. Per quanto riguarda tutti gli altri campionati, ora c'è la pausa invernale, quindi riprenderanno poi tutti in primavera, dalla prima metà dell'anno in poi. Bene. Allora, abbiamo subito trovato il papà. Questo invece è la parte del tennis. Sì, dopo una mamma della danza abbiamo un papà del tennis. Allora, abbiamo Fabio. Tanto tu eri tennista oppure tua figlia tennista e ti sei trovata a seguire? Com'è? È un tennista molto scarso, però ho giocato tanto anch'io da giovane, poi ho smesso e ho iniziato a giocare a pallone. Ho cambiato perché poi il tennis è uno sport singolo molto, molto duro, e quando ho avuto 20 anni ho preferito giocare a calcio con gli altri, a condividere. Infatti per giocare a tennis bisogna avere molte secondo me motivazioni interne, perché sei sempre da solo, sei sempre contro un avversario, sei tu e l'altro, quindi poi si gioca tanto tempo e c'è tanto tempo da pensare, quindi è uno sport molto, molto mentale, molto complicato. Se sei qua stasera immagino che seguirai anche tua figlia alle partite, così com'è vederla giocare, il fatto che potresti magari, non so, dare dei consigli, oppure è un'emozione, basta, come... No, è solo un'emozione. Io cerco di non parlare mai di tennis. Primo perché non mi sta a ascoltare. Secondo perché ci sono già i maestri, c'è già tanta gente che le parla, sono piccole e devono... Se
se ci inseriamo anche noi genitori è un problema, perché non diamo nessun valore aggiunto. Noi dobbiamo fare i tassisti, dobbiamo accompagnarli nei giri che fanno, perché loro fortunatamente girano abbastanza, hanno girato l'Italia, quest'anno hanno fatto anche dei tornei Europe, quindi sono andati anche all'estero, quindi livello alto, ma a livello alto perché ci sono dei maestri che le seguono, non certo perché i genitori suggeriscono qualcosa. Io cerco di non dire niente, le sproniamo, stiamo con loro, insomma. Bene, grazie Fabio. Allora, intanto che ci prepariamo, perché c'è un piccolo esercizio qua da fare, potrebbe essere il momento, perché ci avviciniamo verso la fine. Mi suggerisce Mara che c'è una piccolissima, una bambina. Guarda un po' Giacomo se la trovi, chi è? Si chiama Melissa, è una bimba con il naso rosa. Allora dai, falla. Vieni Melissa, vieni. Vieni un po' più davanti. Vieni qua davanti. No, però lì non sei Giacomo vicino alla telecamera. Porta. Eccola. Ecco, intanto di due cose di... Faccio parlare l'insegnante che la segue. Chi è l'insegnante che la segue? Sono io. Raccontaci qualcosa. Melissa è un po' timida. Allora, Melissa... Ma quanti anni ha? 6 anni. 6 anni e l'anno scorso ha iniziato, è un portento, nel senso che sembra nata per far danza. Lei fa classico con una maestra che si chiama Milli. Noi di classico a Chiavari abbiamo sia la maestra Milli sia la maestra Sabrina, e studia modern con la maestra Alessia e studia contemporaneo con me. Ed è davvero molto brava. Ora forse arriva con la sua amica del cuore, la vecchietta, che si prendono sempre in giro. La Milli è speciale. Ecco, vedi un po' allora Giacomo, almeno il nome, poi avremo tempo a intervistarla, Allora, piccolina, chissà quante volte ne potrà hai? venire. 6. E da quanto tempo è iniziato? Non lo so. Non lo so. Cosa ti piace della danza? Va bene, l'anno prossimo ritorni, però. Dai, vediamo invece l'insegnante o no? No, è la compagna. Lei è un'altra agonista. Ti chiami? Sofia. Sofia, raccontaci un po' di te. Cosa balli? Io faccio danza classica, moderna, contemporanea e acrobatica, faccio parte della compagnia appunto della MOMAS e mi alleno tutti i giorni insieme alle mie compagne, siamo un bel gruppo, ho tanta stima anche per le mie insegnanti e mi hanno cresciuta, infatti sono nella MOMAS da quando sono piccola e mi hanno veramente cresciuta, formata e ne vado molto fiera. Bene. Che sviolinata. Giacomo, stai lì a favore di telecamere, perché raccontaci un pochino che c'è stato ieri, poi avremo modo di parlarne diffusamente, magari perché ci sono delle interviste che sono state realizzate, eccetera, ma di questa trasferta dell'ufficio diocesano dello sport che è andato a vedere una grandissima partita di pallavolo a Milano e Perugia. Ci vuoi raccontare qualcosa? Abbiamo qualche piccola foto, sono arrivati questa notte, ma poi ne parleremo. Sì, come avevamo presentato lunedì scorso, un gruppo di circa 200 persone, quindi anche abbastanza un gruppo nutrito, è andato a partecipare a questa iniziativa organizzata dalla Pastorale dello Sport della Diocesi di Chiavari e sono andati a vedere questa partita di pallavolo maschile di A1 tra Milano e Perugia a Milano. È finita 3-7-1 per Perugia, comunque più di tutto è stato un grande momento per stare insieme e vedere comunque sport ad alti livelli. Ecco, riusciamo a vedere qualche foto della partita? Forse no, ma ecco, vedete che bel palazzetto. Sì, qui siamo al forum di Assago, che in realtà adesso non so come si chiami, che cambia sempre nome per gli sponsor, però è quel palazzetto lì, per intenderci. Grande pallavolo. Bene, allora salutiamo il mondo della pallavolo, ma avremo modo di parlarne perché ci sono le interviste in arrivo. Dai.
Allora Luca, siamo quasi addirittura d'arrivo. D'arrivo, però dobbiamo ricordare che sabato e domenica si è svolta la seconda giornata del campionato invernale del Tigullio di vela. Si sono svolte 3 prove con un buon vento, quindi diciamo che sono state 3 prove anche diciamo che hanno messo alla prova gli equipaggi, e abbiamo che nel gruppo ORC AB è in testa Coire Spirit of Nerina Coire Spirit of Nerina, lo Suon 42 di Federico Borromeo. Invece nel ORC è SIS di Giacomo e Franco Loropiana in testa. Nei Libera A è India che comanda la classifica, nei Libera B l'intramontabile Celestina 3 che continua a vincere nonostante gli anni, e mentre invece nei J80 comanda la classifica Mary Star of the Sea. Ecco, quindi tanto vedete le immagini sono quelle della prima giornata del campionato invernale di 2 settimane fa. E comunque quindi un campionato invernale molto acceso, con belle regate, e che quindi poi vedremo, ci sarà la terza prova poi al 15 di dicembre, vedremo come finisce questa prima manche. Bene, invece per quanto riguarda la pallanuoto? Pallanuoto ci sarà il prossimo turno, il Lavagna giocherà in casa col Piacenza, il Chiavari invece non me lo ricordo, devo dire la verità. Diciamo che Lavagna a casa col Piacenza, comunque un turno senz'altro molto interessante, partite come abbiamo detto, un campionato equilibrato, sono molto avvincente, tutte le partite sono da giocarsi fino all'ultimo secondo e quindi è senz'altro da seguire. Ecco. Gianetto, un saluto a tutta l'Unione Sportiva Acli. Un saluto a tutti gli sportivi, soprattutto agli sportivi non agonisti, cioè a tutte quelle persone che si dedicano a una pratica dello sport per il benessere, per un sano impiego del tempo libero e per stare assieme anche semplicemente per divertirsi. Bene, è d'accordo sicuramente l'insegnante Manuela. Sì, assolutamente, è un po' quello che vogliamo trasmettere, no? Anche con la danza o comunque con qualsiasi sport, cioè la condivisione e lo stare assieme per il piacere di stare assieme, fare anche cose divertenti e far venire fuori la passione nei nostri allievi. E a volte succede anche un po' il contrario, no? Cioè a volte sono proprio anche noi prendiamo tanto da loro e quindi è una cosa reciproca a livello proprio di condivisione, quindi siamo assolutamente d'accordo che c'è unione in tutto quello che lo sport o comunque la danza in generale può trasmetterci. E invece come esperienza da insegnante, no? Ecco. La scuola e sì. lo sport, la che scuola esperienza e lo sport... e che cosa... Sono sempre le solite 2 ore settimanali? Sì, sono le 2 ore veramente striminzite, lasciatemi dire, è proprio pochissimo, e a meno che appunto uno non insegni in un liceo sportivo, che allora ovviamente lì le ore sono maggiori, se no sono le classiche proprio 2 lezioni settimanali e lo sport a scuola, anche quello è molto importante perché anche... Cosa fate? In genere si giocava pallavolo? Sì, assolutamente. Beh, i giochi di squadra vanno sempre per la maggiore. Adesso io insegno qua al Giannini e quindi inizieremo con gli studenteschi, quindi con sia pallavolo e calcio, e poi magari organizziamo la giornata sulla neve. Ci sono tante proposte, tanti progetti. Un progetto che io ho trovato molto bello nell'istituto dove sono è il progetto accoglienza per le prime,
ed è proprio una mattinata, proprio per chi è i nuovi iscritti, quindi nelle prime, al beach, che abbiamo insomma la possibilità di andare in spiaggia a Chiavari e fare una mattinata di partite di beach volley, quindi già quello è condivisione. E poi certo a scuola è un po' tutto difficile, perché sappiamo benissimo che ormai è diventata tanta burocrazia proprio per noi insegnanti, quindi non dico una cosa nuova, so che è abbastanza scontata, però è la realtà. Però ecco, stare sempre con i ragazzi anche nel momento appunto della palestra, piuttosto che far conoscere altri sport, perché facciamo venire anche dei collaboratori esterni, quindi ad esempio io inviterò i miei allievi di venire da me a scuola per fare delle lezioni, e piuttosto altri sport che magari proprio sono al di là della solita partita di pallavolo, ecco. Però anche quello è molto importante, assolutamente. Allora, un plauso a tutti gli insegnanti di scienze motorie. Invece Carlotta, allora a casa si parla più di danza o di tennis? È una bella lotta, è una bella lotta. E la passione è forte per entrambi gli sport, quindi ci litighiamo, diciamo così. Ma al tennis giocate qualche sfida? No, io sono proprio negata. Niente. Ci ha provato, ma no, dritto rovescio no, non fa per me. Bene. Simone ha provato a ballare, ma neanche lui ha portato, quindi ognuno con i propri sport. Bene, e Francesca invece, come salutiamo tutti le ballerine sia di Chiavari che di Sestri, dobbiamo ricordare? Io le saluto dicendo loro di continuare così, perché stanno facendo bene e noi siamo molto 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 orgogliose di loro. Invece Mara, la Mara mi sembra coordinatrice, insomma, organizzata. Il mio ruolo è quello. È quello lì, allora abbiamo capito. E questo, insomma, questa società che sia a Chiavari a Sestri riuscite bene, mi sembra, no? A essere integrati. Diciamo che ci coordiniamo molto bene, siamo due realtà distinte, però riusciamo veramente a lavorare molto bene insieme. Assolutamente, non ci sono proprio rivalità di nessun tipo, anzi è proprio un continuo interscambiarsi. Poi Manuela e Francesca fanno un grandissimo lavoro su Sestri, perché dobbiamo pensare che la realtà di Sestri è più piccolina di Chiavari, quindi proprio anche come popolazione, quindi sono riuscite veramente a mettere su un bel gruppo di lavoro, brave, proprio brave, bravi insegnanti, bravi. Benissimo, benissimo Mara, un applauso anche a Mara. Ecco, finiamo col tennis e vediamo qualche foto di festeggiamenti della Davis e anche della nazionale femminile. Vittorio, raccontaci qualcosa ancora, finiamo col tennis nazionale. Si può fare solamente un augurio al tennis italiano di continuare così. E se continua così si avranno tantissimi altri buonissimi risultati e tanti giocatori italiani possono aspirare alle prime posizioni in classifica, quindi si spera si continui così. Giocheranno altri, ora c'è la pausa invernale, inizieranno a gennaio con i tornei in Australia e già da lì si possono ottenere ottimi risultati. Ecco, citerei Rani e Paolini per quanto riguarda la nazionale femminile, Vittorio. Loro hanno accompagnato questa bellissima squadra alla vittoria. La Paolini in primis ha avuto un anno eccezionale e anche lei ha vinto tanto, ha ottenuto ottimi risultati e questo chiude con la Billie Jean Cup, chiude una bellissima annata anche a livello femminile. Ecco, adesso come è successo in queste ultime puntate abbiamo finito in musica questa sera, in musica ma anche insomma, con dei ballerine che vedremo qua da noi. Vediamo se riusciamo, forse abbiamo un insegnante, una mamma qua in prima fila che ha collaborato, intanto così dalla regia. Ci facciamo raccontare cosa vedremo, dai.
Io mi chiamo Roberta, sono insegnante della palestra MOMAS 2 di Sestri. E ci racconti quello che vedremo tra poco, ci dai un po' di contesto? È un bel freestyle, le nostre ragazze balleranno su una musica, quello che viene dentro ballano, è proprio improvvisazione. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, come facciamo Mara? Sentiamo la musica? Prima che, intanto che le ragazze si sistemano, vorrei farti, giustamente, qua è presente, oggi è presente anche Colombini, Matilde. Matilde, ecco, la maestra adesso ve la presenta brevemente un attimo per dirvi, mi ricollego al discorso che ho fatto prima, il lavoro che si fa in MOMAS, ecco, lo studio... Proviamo con le ragazze a metterci già in pista. Dicevo, lo studio che fanno le ragazze, e nel caso di Matilde appunto, mi sembra che 2 anni fa, comunque parla l'insegnante che sa esattamente... Sì, allora Matilde è una delle nostre ragazze agoniste, è una di quelle che studia dalle 10 alle 12 ore a settimana. Lei è stata presa in un'accademia molto rinomata a Milano, e diciamo che è stata presa tramite borso di studio. Lei insieme al suo gruppo rappresenta anche una delle diciamo agoniste che hanno vinto i regionali liguri. Partecipiamo con tutto il gruppo ai campionati italiani e anche internazionali. Ecco, vogliamo chiedere qualcosa? Complimenti. Io ringrazio le maestre che mi supportano sempre e sono felice di ballare nell'Accademia a Milano, mi serve molto, mi ha aperto nuove porte, però grazie a loro sono arrivata fin qua, quindi grazie a loro. Okay. Allora, maestra, andiamo con la musica? Con la musica, proviamo dalla regia la musica. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Annabella, shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get drunk up, percolate anything you want. Because it's oscillate if I don't take pity. More to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want part with us, inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us, to get next with us, them can't vex with us. From the day my bond, I ignite my flame, girl I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I earn them on. Let's get it on, let's get it on till I earn them on. Girl, it's all good, just turn me on. Girl, don't sweat it, don't get agitated. Girl, go and rotate, cause anything you want, you know you must get it. Coming in my mention, don't ease the tension. Girl, run the program, just go and fit it. Yo, have a good time, girl, free up on your mind. Cause nobody can this, your man won't let it. Cause you are the number one, girl, wave your hand, make them see the wedding band. Va bene, grazie a tutti, buona serata, ci vediamo lunedì prossimo. Arrivederci.